Grazia Morra, rappresentante sindacale del CUB di Padova. Perché oggi siete qui in piazza a protestare? Oggi siamo qui perché è stato indetto a livello generale, tutte le categorie, e nazionale, tutto il territorio italiano, uno sciopero di 24 ore che riguarda tante questioni, dal licenziamento al no Green Pass, agli sfratti, alla situazione lavorativa di moltissimi dipendenti di aziende che hanno contratti che prevedono per loro pagamenti di 4 euro lordi l'ora. Oggi qui in piazza ci sono insieme a noi tanti lavoratori di questi settori e anche tanti lavoratori sospesi, a cominciare dai lavoratori della sanità che prima erano angeli, poi sono diventati lavoratori da non far più entrare dentro gli ospedali, medici che sono stati sospesi, infermieri che sono stati sospesi, personale dell'università e della scuola che sono stati sospesi o che comunque si trovano in assenza ingiustificata e senza stipendio. Noi difendiamo questi lavoratori senza stipendio perché non è giusto che i lavoratori debbano pagare delle scelte sanitarie che non condividono. Roberta Baldisserotto è qui alla manifestazione in piazza, lei lavora alla casa di riposo di Vicenza ma è stata sospesa. Perché? Sono stata sospesa perché non ho voluto fare il vaccino per il momento, non perché sono contraria a fare i vaccini, ma per il fatto che ho avuto il Covid e tuttora adesso sto monitorando i miei anticorpi naturali e sto vedendo che ho ancora tanti anticorpi. E allora per il momento non me la sento di fare il vaccino. Ma in una casa di riposo con delle persone fragili forse il suggerimento era di fare il vaccino per proteggere loro? Sì, è vero che viene messo questo vaccino per proteggere loro, però se io uso i DP come bisogna usare, penso che non ci siano problemi. Operatrice sanitaria in una casa di riposo, lei è stata sospesa ben 2 volte perché non ha il vaccino. Cosa è successo? Sono stata sospesa a febbraio prima del decreto legge perché non volevo fare il vaccino, avevo lavorato in Covid e ho valutato che non era il caso di farlo. Poi ho trovato un altro lavoro, visto che ero stata sospesa, e nel momento del cambio del contratto per un tempo indeterminato è arrivata la comunicazione dell'ASL che ero sospesa per la seconda volta e quindi adesso sono a casa.